A tutti, buon pomeriggio dall'Arcoveggio, convegno di corse di domenica 28 settembre, la prima delle due riservate ai puledri. Sono 8 al via, 1 ID Star Day Room, 2 Irene Point, 3 Ines Mami, 4 Idea B, 5 IM Jet, 6 Isadora del Ronco, seconda linea, 7 Eyes Wise AS, 8 Isquerda. I favori sono per IM Jet, Antonio Di Nardo in sediolo. Partenza, proprio IM Jet che cerca di sfilare, in breve va a condurre, superando Ines Mami che ha avuto un attimo di incertezza, ma si è rimessa, ma rimane all'esterno. In vantaggio dunque IM Jet che ha sopravanzato in breve ID Star Day Room. Poi in terza posizione Irene Point, all'esterno Ines Mami, primi 200 completati in 14,9 con il battistrada che va via ora discreta andatura, completa in 32 i 400 iniziali e Ines Mami cerca inutilmente di trovare un posto alla corda, poi sbaglia. Finisce di galoppo dunque Ines Mami, in seconda posizione rimane ID Star Day Room davanti a Irene Point. Gli altri 600 intanto in 45,9 con IM Jet che Numero continua 6 Isadora a del condurre Ronco, tranquillamente, all'esterno squalificato. avanza Isquerda dalle retrovie, prova ad avanzare anche Idea B, intanto gli 800 sono completati in 1 e 2. Isquerda si affaccia al sediolo di IM Jet, ma ID Star Day Room è pronto a serrar sotto, più indietro c'è Irene Point, non cambia nulla, chilometro completato in 1,17,5, all'esterno c'è anche Idea B, intanto 500 alla conclusione, con Isquerda che non riesce a parcheggiare in seconda posizione per l'inserimento ancora di ID Star Day Room, 400 al palo, il parziale ora in 15,3 con Isquerda Numero che prova 4 nuovamente Idea su B, IM Jet, squalificato. mentre a centropista c'è la progressione di Icewise AS, completamento della curva finale, Numero ingresso in 3 Ines dirittura, si Mami, presenta nettamente in testa IM Jet, inseguito da Isquerda, a centropista Icewise AS, finale con IM Jet che controlla e vince, Isquerda è buona seconda, al terzo finisce Icewise AS, 1:16,6, l'ottimo tempo di riferimento con 31 a chiudere, vittoria in totale semplicità per l'allievo di Antonio Di Nardo che una volta al comando va via sul passo e corre bene comunque Isquerda che fa suo il secondo posto e al terzo finisce bene anche Icewise AS. La vittoria quindi in questa prima corsa riservata ai puledri per IM Jet, Antonio Di Nardo, Robert Gramur per conto della scuderia Stall Wieserhoff.